L'idea di una collaborazione con il Festival di Vittorio Veneto, signor Sindaco, concomodamente, nasce da un'intuizione dell'architetto Claudio Bertorelli, che è il direttore artistico, il quale un giorno ci ha chiamato e insieme al dottor Edoardo Pittalis ci ha detto: ma perché non possiamo fare qualcosa insieme un attimino per approfondire certe tematiche che ancora dovevamo individuare, ben inteso. L'idea di uscire dalle nostre aule, l'idea di andare sul territorio, dove già andiamo, ma andiamo sempre nei capoluoghi di provincia, non siamo mai scesi, sbagliando, ma anche abbiamo dei problemi di carattere organizzativo, era una cosa per noi nuova, non eravamo troppo convinti. Poi ci abbiamo pensato un momentino più a lungo e abbiamo messo in piedi 3 seminari sull'informazione politica, facendo una simbiosi con il laboratorio di politica che viene fatto nell'ambito di questo festival. Noi abbiamo già lavorato oggi, abbiamo fatto il nostro primo seminario ragionando su, il tema era: che fine ha fatto la politica? Ovviamente ne sono venute fuori di cotte, di crude, di belle e di brutte, ma in ogni caso i ragionamenti sono serviti ai nostri colleghi per capire un po' meglio il momento che stiamo vivendo e soprattutto come dobbiamo comportarci e fare informazione politica. Detto questo, io mi auguro che alla fine di questo festival l'esperienza possa essere ripetuta nelle prossime edizioni, ma per andare un momentino più in fondo ai problemi e per una verifica ancora più importante abbiamo coinvolto il nostro presidente nazionale Enzo Jacopino, che è qua alla mia sinistra. Enzo Jacopino rappresenta 101.000 giornalisti italiani, è l'uomo della riforma che ha pilotato la riforma dell'ordine dei giornalisti in questi difficilissimi mesi. Non c'è niente da ridere perché ci sarebbe da piangere semmai, ma in ogni caso sì, perché le cose è facile pensarle, è facile riderci sopra, ma poi realizzarle, e lo sai, me lo insegni tu, è una cosa molto più complessa. In ogni modo dobbiamo togliere a Jacopino il fatto che i giornalisti sono usciti da questa riforma degli ordini con le ossa non del tutto rotte, e è un fatto anche che si stanno preparando a un futuro diverso, un futuro di approfondimento per quanto riguarda la capacità di fare squadre, di fare professione, perché da questo anno in poi sarà obbligatoria la formazione permanente per tutti i giornalisti italiani. Tradotto in 2 parole significa che se i giornalisti vogliono essere all'altezza del loro lavoro non solo dovranno studiare prima, prepararsi, non solo dovranno seguire i vari iter, non solo superare gli esami previsti, ma dovranno in continuazione, anno dietro anno, informarsi, aggiornarsi. Se non lo faranno, faranno poi un altro mestiere, non c'è nessun problema, come del resto fanno i professionisti di altre professioni, gli ingegneri, i medici, gli avvocati, i notai, e non voglio andare più avanti. Io mi voglio limitare adesso perché deve parlare lui, perché sono più ansioso di voi di starlo a sentire, perché per me è ancora più importante il tema che gli è stato affidato, la notizia al tempo dello spread, che è una bruttissima parola che noi però giornalisti, siccome siamo specialisti nel sintetizzare tutto e a far diventare comprensibile quello che magari non conosciamo bene nemmeno noi, ormai è di uso comune. Ecco, c'è un lead che mi è stato consegnato dalla direzione artistica della scuola e che io ripeto pari pari, in modo che sia il punto di partenza, fermo restando che ci deve parlare per favore, oltre dello spread, dell'informazione politica, perché è quella che più sentiamo come un peso. Parto con il lead, così iniziamo. Il signor Alfredo e la signora Manuela, mentre cenano insieme davanti alla televisione e guardano il TG serale, brutta abitudine, non guardatelo mentre cenate, sentono una notizia che dice: lo spread si impenna, l'economia va a picco. Allarmati guardano il loro unico figlio e dicono: si prepara un destino terribile per lui, è proprio così, questo è l'inizio, la trama di una fiction, oppure c'è qualche speranza? Io, accidenti, che non sono un ottimista ma neanche un pessimista,
Dico che speranze ce ne devono essere, ma usciremo da questa storia che lo spread condizionerà le nostre giornate. Ormai anche chi non sa niente di economia, quando legge e sente spread si preoccupa. Prego, Presidente. Io il primo consiglio che darei ai signori è di cenare con la TV spenta, ne guadagnerebbe la loro salute psichica, la loro salute fisica, magari avrebbero l'opportunità di rafforzare qualche rapporto familiare, scambiandosi perfino qualche preoccupazione sana sul futuro del loro figlio che ascolta, e poi di provare ad informarsi. Devo dirvi che io provo fastidio nel vedere, a parte quel faro che mi spara in faccia pure quello e che spero non mi impedisca di leggere alcuni appunti che ho, nel vedere quest'uso diffuso di parole attorno al significato reale delle quali insomma circola molta confusione. Io ho le preoccupazioni di tutti, come padre, come nonno di una nipotina che ha 2 anni e mezzo, quindi figuratevi quante preoccupazioni nutro per quello che sarà tra X numero di anni la situazione. Ho delle preoccupazioni forse maggiori di quelle che si vivono non in periferia, che si vivono quando si è al di fuori. Io vengo da Reggio Calabria, quindi non è che possa considerare periferia città come queste, insomma, ma che si vivono, preoccupazioni che si hanno quando si vive fuori dalla realtà vera di quella che dovrebbe essere la politica. Ritorno devo guardare quando è che ho cominciato a parlare, per la verità. Ritorno a quello che è stato l'argomento del seminario di stamattina, perché c'era questa domanda che ruotava: la politica c'è, che cosa fa, che cos'è? E francamente devo dirvi che ho molte perplessità sulle capacità che la politica oggi, non facciamo discorsi di partito, vi scongiuro, che la politica oggi, molte perplessità sulla capacità che la politica oggi ha o dimostra di avere concretamente nel risolvere i problemi reali che abbiamo, che avete, che viviamo e che soffriamo. Vediamo se ci arrivo così. Io amo tentare di alleggerire le cose che faccio, perché tra l'altro il mio tentativo quando partecipo a questi incontri è quello di fare sapere, non capire, di fare sapere, poi ciascuno trae le conclusioni che desidera, di fare sapere alle persone che ascoltano come lavoriamo noi. Ripeto che siamo coloro i quali dovrebbero fornirvi gli elementi di conoscenza per consentirvi di capire e poi, quando viene il momento, di decidere. Noi dovremmo raccontarvi, così lo ringrazio, l'attività che fa l'amministrazione presieduta dal sindaco o del vicepresidente della provincia, perché voi possiate in maniera consapevole e non emotiva dare un giudizio sull'attività, perché l'interesse della cittadinanza si misura sulla soluzione dei problemi, insomma la risposta all'interesse della cittadinanza. Allora, io tento di solito di alleggerire, cioè che i giornalisti, noi citiamo spesso, soprattutto noi ex fumatori, lui non lo è, ciuccia sigarette a raffica, noi ex fumatori citiamo Mark Twain evocando una sua frase: smettere di fumare è facilissimo, io stesso l'ho fatto 1000 volte, però non è solo stato così paradossale, ne ha raccontate altre di cose che purtroppo hanno un riscontro un po' più vero nella realtà. Ve ne cito 2. Chi è il giornalista? È colui che distingue il vero dal falso e pubblica il falso. Il sindaco forse avrà un minimo di soddisfazione in questo momento. Oppure un'altra: prima raccogli i fatti, così in seguito potrai distorcerli come ti pare. Questi erano ovviamente paradossi, però io ho come la sensazione che anche nella valutazione, non scappo completamente dal quesito sullo spread, che anche nel racconto, nella descrizione della situazione economica collegata a questo
a questa parola che ci, insomma, che ci inquieta, anche nel comportamento quotidiano, insomma, non ci sia quella linearità che noi dovremmo avere. Noi dovremmo essere crudi, perfino sinceri, perfino crudi nel raccontare ai cittadini che cosa accade, però non lo facciamo spesso, o non lo facciamo come dovremmo, o non lo facciamo con il linguaggio giusto. Per cui alla signora, a parte il consiglio, io posso dare il mio abbraccio solidale di cittadino, pur essendo meridionale ma non superstizioso, dirle di tenere le dita incrociate, perché i segnali che ci sono, non vorrei inquietarvi, sono, immagino, insomma, so, piuttosto preoccupanti, anche se grazie a un Mario che non è Monti ma è Draghi abbiamo avuto qualche indicatore relativamente positivo nelle ultime ore. La realtà è che lo sport più diffuso che c'è nel nostro paese è la fuga dalle responsabilità. Quello che non va è sempre colpa dell'altro, l'avversario, parlo di politico, è sempre il nemico, ovviamente il nemico politico, le proposte dell'uno, quale che sia, sono miracolose quando è all'opposizione, capaci di risolvere ogni e qualunque problema, dopodiché quando in un'alternanza sana, che per fortuna c'è, si va al governo, tutto viene accantonato. E i risultati così producono quel che soffriamo in queste ore francamente devastanti, in questi mesi, altro che in queste ore. E la sola cosa alla quale vi prego, riflettete su questo, non mi tocca per contratto, ve lo dico perché lo sento, la sola cosa alla quale si pensa in sintonia, quale che sia il ruolo, è ridurre gli spazi di informazione dei cittadini. Perché quando si ipotizza, invece del disegno di legge anticorruzione, la ripresa o si condiziona l'approvazione del disegno di legge anticorruzione alla contestuale o quasi approvazione del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche, argomento sul quale io ho una posizione molto dura nei confronti dei colleghi che si fanno buca delle lettere, e allora si capisce che l'obiettivo primo inevitabile è quello di ridurre gli spazi di informazione dei cittadini. Io non riesco a guardarvi in faccia, sempre per colpa di quel faro, ma immagino che tra di voi, e quindi non riesco a definire l'età, ma immagino che tra di voi, perché è una cosa molto diffusa, ci siano degli amanti del calcio. Ecco, senza le intercettazioni telefoniche e tutte le vergogne che attorno al mondo del calcio, che ci fa sognare la domenica, o ci faceva sognare, perché adesso so che domani Edoardo, o stasera, domani Edoardo presenta un libro che ruota attorno a questo argomento, all'argomento calcio, non so se all'argomento scandalo, e adesso forse ci fa sognare un po' di meno. Vi evocavo l'idea della responsabilità e la fuga dalle responsabilità. Questa è stata zona industriale di grande valore in anni passati, con qualche difficoltà, mi dicevano, come dappertutto per la verità, negli ultimi periodi. Tra quelli che scappano dalle responsabilità, per colpa della politica, Orazio, non lo so, forse per la mancanza di quelle risposte, ci sono industriali di tanti rami, ma non voglio parlare degli altri, perché noi la nostra brutta figura la facciamo, noi giornalisti, la nostra brutta figura la facciamo, insomma, direi quotidianamente. Ci occupiamo, ed ecco che vado a quell'argomento che vi dicevo, ci occupiamo, pubblichiamo intere pagine di trascrizioni. Anche qua credo di dare un minimo di soddisfazione al sindaco, intere pagine di trascrizioni di intercettazioni telefoniche, che non è un'attività, cosa che non è un'attività giornalistica. Non c'è la mediazione giornalistica nel prendere uno sbobinato di intercettazioni che una manina o una manona ti passa e tu pubblichi senza aver rispetto per nessuno, perché nelle intercettazioni telefoniche, come sapete, finisce tutto. Finiscono i mugugni, non parlo di un certo tipo di mugugni, gli e anche i nomi di persone terze che non sanno niente, che non c'entrano nulla e che vengono diffuse in maniera disinvolta
anche per colpa nostra o per colpa della politica che continua a parlare del provvedimento delle intercettazioni e non riesce a trovare l'accordo, perché l'obiettivo finale dell'uno e dell'altro è quello di ridurre gli spazi di informazione dei cittadini. Noi non facciamo neanche il nostro sano dovere quando ci facciamo parte in una cronaca politica o sportiva che sia, o diventiamo tifosi di questo e di quello, ma a scapito della verità che invece dovremmo offrirvi sistematicamente. Non lo siamo quando ci facciamo inghiottire da quel gorgo mortale e indecente che è l'ansia dello scoop. Sarascazzi, vi dice qualcosa le vergogne che avete letto sui giornali riguardo a Sarascazzi, parlo di Avetrana oppure di Melissa Rea, cioè non ci saranno minorenni, spero, ma vi pare che su un giornale nazionale si può pubblicare che Melissa Rea viene trovata con i collan abbassati, estremo tentativo di profferta sessuale per riconquistare il marito? Ma come si fa la pipì senza togliersi i collan? Cioè, ma perché la cosa più vera deve diventare secondaria per l'ansia dello scoop? Non c'entra con lo spread, lo so, però io vi ripeto, approfitto di tutte le occasioni per parlarvi del nostro lavoro e per dirvi quanta capacità dobbiamo avere per tentare di darvi le informazioni, e anche perché, devo dire, l'idea della notizia, la domandina iniziale che mi ha fatto Orazio mi è stata fatta qui, perché ci eravamo scambiati qualche idea e io mi ero costruito una scaletta che provava a dare un altro tipo di risposte, però insomma vi racconto insomma in un ambiente quasi intimo quello che sento e quello che penso del nostro lavoro. L'elenco nella sostanza, no, ve ne faccio qualcun altro. Il senso di responsabilità che noi dobbiamo avere, che non significa censura o reticenza, ma voi vi ricordate, così lo colleghiamo allo spread, ma voi ricordate il dibattito infuocato di svariati mesi fa, quando si collocavano i nostri titoli di Stato all'8% e anche oltre? Un giornale nazionale esce con un incorniciato a piede di pagina con grande rilievo, e nell'incorniciato c'era scritto, l'ho citato stamattina, vabbè, me lo perdoneranno, le poche persone che lo ascoltano me lo permetteranno, chiedo loro scusa. E nell'incorniciato c'era scritto: circola in Parlamento la voce che esisterebbe un biglietto nel quale Berlusconi scrive che la Merkel è una culona bip bip bip, nel momento in cui c'era l'aggressione della Germania al nostro mondo economico, alla nostra salute come Stato, una voce su un biglietto che circolerebbe. Ora, il senso di responsabilità o le responsabilità, e torniamo là, nel determinare la situazione che poi viviamo, non è solo colpa della politica, è anche colpa della militanza che vede impegnati un po' troppi di noi. Che cosa dovremmo fare invece? Quello che pensa Enzo Jacopino è poco. Succede in questo strano paese una cosa terribile: i giornalisti non è un'autocandidatura all'esito finale, sia chiaro, i giornalisti vengono rispettati o valorizzati da morti, da vivi invece no. E allora, su quello che noi dovremmo fare, io che cosa vi cito? Vi cito la frase di un signore che si chiamava Pippo Fava e che è stato ammazzato a Catania dalla mafia, che voleva proprio essere certa di averlo ammazzato, tanto che chi gli sparò gli scaricò poi in testa un intero caricatore della sua pistola. Che cosa diceva e che cosa dovremmo fare noi? Pippo Fava: io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera, quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni,
frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente allerta le forze dell'ordine, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo. Un giornalista incapace, per vigliaccheria o per calcolo, si porta sulla coscienza tutti i dolori umani che avrebbe potuto evitare e le sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni e le violenze che non è stato mai capace di combattere. Io mi rendo conto che poi ci si rimette la pelle, non tutti per la verità, l'elenco dei giornalisti minacciati in questi primi 6 mesi, i dati che abbiamo sono quelli del 2012, è lunghissimo, il numero è esploso rispetto a quanto era accaduto ed era già tanto nel 2011. Fare questo mestiere non è facile, ma non possiamo farlo senza regole o in assenza di chi queste regole possa farle rispettare in tempi rapidi. Orazio vi citava il lungo lavoro che è stato fatto per ridurre i danni di quello che con troppa enfasi veniva chiamato il provvedimento di riforma delle professioni. È stato un lifting leggero, una sorta di botulino che hanno usato le signore, forse insomma un po' tutti sappiamo cos'è il botulino. Nella nostra Calabria il botulino lo provocano le malenzane conservate male. Però insomma è stato veramente, diciamo, una presa in giro, perché di riforma delle professioni in quel DPR non c'è quasi nulla e per la verità non ci poteva essere quasi nulla, perché i limiti che la legge delega aveva imposto erano così stretti, i confini, che non si poteva fare quello che noi attendavamo, ad esempio la riforma dell'ordine che passasse per la previsione della laurea. Siamo riusciti ad evitare qualche danno e lo ringrazio per averlo ricordato, come l'obbligo dell'assicurazione, perché all'inizio trattava i giornalisti come se fossero dei costruttori di palazzi, insomma c'erano delle cose che non andavano bene. Allora, questo DPR voleva equiparare l'ordine dei giornalisti agli altri ordini professionali, perché cercava di regolamentare gli aspetti economici dell'attività degli iscritti agli altri ordini professionali. L'unico contatto, l'unico collegamento che noi abbiamo con l'economia, e io non so se ci sono dei colleghi e soprattutto dei giovani colleghi in sala, è che ci pagano poco, perché è l'unico collegamento che noi abbiamo con gli aspetti economici. I più giovani, ve lo dico adesso, poi vi citerò una cosa che è fresca di stamattina mentre si concludeva quel dibattito. I più giovani ricevono anche da giornali importanti, insomma, non voglio creare disagio a Edoardo, anche io sono stato 8 anni al Gazzettino, anche da giornali come il Gazzettino, paghette, insomma, compensi a livello delle paghette che le famiglie neanche tanto benestanti danno ai loro figli. Pensate, si crede tanto nel web e forse anche lì ci sono troppe speranze. Gli articoli sul web vengono pagati 50 centesimi a notizia, 50 centesimi. Gli articoli sui giornali 7, 9, qualcuno sì, adesso hanno tagliato il 20%. Ad articolo superiore alle 800 battute, perché sotto le 800 battute sono gratis. Questa è la realtà di chi che vive chi dovrebbe fornire ai cittadini quegli elementi essenziali per fare delle scelte consapevoli quando viene il momento di votare, di giudicare, di valutare un'amministrazione. Ora, noi qualche cosa abbiamo provato a fare. Per esempio a Firenze nello scorso ottobre, è quasi un anno, abbiamo approvato un documento deontologico che comincia a dare frutti. È stato per esempio un direttore, ho visto qualche segno prima quando citavo quanto vengono pagati, un direttore di un importante periodico del Lazio che faceva cose analoghe,
si è beccato 12 mesi di sospensione dalla professione. Adesso glielo stanno notificando, quando lo notificheranno lo racconteremo, confidando nell'emulazione, nell'effetto emulativo. Allora, che cos'altro volevo dirvi? Sì, grazie. Volevo dirvi che noi abbiamo, ma non con l'obiettivo di garantire un qualche vantaggio, quella che da alcuni viene accreditata come una casta, perché davanti alle cifre che vi ho detto e che trovate tutte pubblicate sul sito dell'Ordine dei giornalisti da un anno, senza che ci siano state smentite o querele, e voi capite che parlare di casta diventa patetico, insomma, perché davanti a colleghi che guadagnano in un mese 200, 250, 300 euro, ci sono 20.000 giornalisti che in un anno, sono dati ufficiali, 20.000 giornalisti che in un anno non riescono a guadagnare da attività giornalistica più di 5.000 euro lordi, tasse e contribuzioni obbligatorie comprese. Ora noi abbiamo in corso delle altre robe che sono finalizzate non a tutelare la casta, ma a tutelare quella libertà dei giornalisti di fornirvi quegli elementi di conoscenza che vi sono indispensabili per esercitare i vostri diritti costituzionali di cittadini. Ora, questo mestiere sta cambiando. Quanto posso parlare? Perché ho sentito che è un'ora, perché ho cominciato alle 35, sono quasi 20 minuti. Altri 10 me li dai? Sì. Questo mestiere sta cambiando in maniera, insomma, non si riesce a correre dietro ai cambiamenti. Noi abbiamo, quando ho cominciato io, c'era il lavoro nero o c'era il precariato, allora lo chiamavano in un altro modo, facevi l'abusivato, sì, non mi veniva, grazie. Però tu sapevi che entravi in una redazione e se non ti frullavano dalla finestra nei primi 15 giorni ti toccava. Magari arrivava il figlio di papà che ti passava avanti, c'erano anche allora, non li hanno brevettati adesso i figli di papà, ci sono sempre stati, però tu sapevi che ti toccava. Oggi nelle redazioni non ti fanno entrare più. E allora ecco perché noi abbiamo immaginato quel percorso delle scuole, ne avevamo una in Veneto, è stato, direi, non necessario ma opportuno chiuderla, ma crediamo in attività come quelle che Orazio Carruba con la scuola Buzzati, l'ordine del Veneto fanno in maniera assolutamente disinteressata, cercando di far crescere la qualità dell'informazione in questa importante regione. Quindi noi abbiamo questa consapevolezza che quel tipo di lavoro che quel tipo di crescita professionale non è più possibile e proviamo a farlo tramite le scuole. Ci sono esperienze negative, ve ne ho citata una, ci sono esperienze positive che vanno incoraggiate e noi proviamo a farle. Il risultato però, in attesa che maturino delle cose migliori, è che la qualità dell'informazione sia abbassata. Ecco perché quello che diceva anche Orazio prima, quest'obbligo di formazione è stato salutato, una delle cose positive di questo DPR, è stato salutato da noi veramente con entusiasmo, perché pensate, io sono diventato professionista nel 1976. Da allora avrei potuto non prendere in mano neanche un libro. La situazione è radicalmente cambiata in questo nostro mondo, le esigenze che i cittadini hanno di sapere, i diritti sono teoricamente diventati di più, eppure adesso riusciremo, io penso, a fare questa cosa. Vi dicevo prima di un'iniziativa di oggi. Beppe Grillo lo conoscete tutti, è un signore che ci ha dato come giornalisti molti dispiaceri e molti insulti. 2 anni fa o 3 anni fa organizzò un Vaffa Day contro i giornalisti. Il 18 di agosto ha detto una cosa volgare e insolente contro i giornalisti facendone mucchio,
e gli ho risposto per le rime, dicendogli che se voleva gli avremmo fornito, lontano dai riflettori, degli elementi per capire come lavoriamo noi, perché forse, poi uno rimane della stessa idea, però forse è sano riuscire a capire che cosa, come vive una categoria. Oggi Beppe Grillo scrive questo: la libertà di stampa è minacciata dalla miseria in cui vivono e lavorano migliaia di giornalisti, sfruttati dagli editori, dai direttori e infine dai loro stessi colleghi, assunti con contratto a tempo indeterminato, che quando scioperano, protestano, denunciano è solo per i loro privilegi di giornalisti professionisti e assunti, mentre gli altri muoiono di fame. Facciamo un esempio. Un articolo di cronaca, secondo una ricerca compiuta dall'Ordine dei giornalisti pubblicata nel 2011, viene pagato anche 5 euro lordi a 60-90 giorni dalla pubblicazione. È sbagliato, perché viene pagata anche molto meno, anche a un anno dalla pubblicazione. E lui conclude che questi sono i numeri della vergogna, la cifra vera della censura. È un altro degli elementi messi in campo per togliere a voi cittadini il diritto alla verità, perché un giornalista che guadagna 2 euro lordi a pezzo non può essere un giornalista libero, non può. Un giornalista che per andare in pizzeria una sera deve scrivere 10 articoli non può essere un giornalista che con rigore e con scrupolo cerca di mettere a fuoco l'argomento per fornirvi tutte intere le informazioni sullo spread, sulle manovrine attorno alla legge elettorale, sulle situazioni che ci sono, quanti sono, e qui non si tratta di 2 euro, i giornalisti che hanno fatto questa considerazione. Io ho un brutto difetto, forse parlo a ruota libera, però parlo in maniera diretta. Tra gli ultimi provvedimenti che il governo ha fatto, ce n'è uno che sta facendo impazzire i commercianti. Ora, io non penso che i commercianti siano tutti ladri, non penso che i politici siano tutti ladri o incapaci, credetemi, col qualunquismo e con i mucchi non si va da nessuna parte. Ci sono persone per bene ovunque, vi sorprenderà, anche in Parlamento, ci sono persone serie, vi prego, credetemi. Ma avete letto qualcosa sull'obbligo che dovrebbe scattare o scatterà da giugno dell'anno prossimo dell'uso del bancomat per tutte le transazioni che superano i 50 euro? Vogliamo andare oltre la comunicazione? Lo avete letto da qualche parte un prospetto su quanto guadagneranno le banche? Qualcuno di voi l'ha letto? Qualche giornale ha fatto un prospetto per capire quanti sono le commissioni? Quanti milioni di euro saranno le commissioni delle banche con le transazioni soltanto via bancomat? Ogni riga sul vostro conto corrente vi costa e il commerciante ci pagherà una quota, state tranquilli. Allora, la situazione nella quale noi viviamo, economica, è grave, forse è anche aggravata dalla mancanza di consapevolezza piena da parte dei cittadini, da parte che i giornalisti danno ai cittadini. Io, vi dicevo, mi capita spesso di parlare con delle grandi perplessità su come ci comportiamo. Vi faccio un altro esempio, questo non c'entra con lo spread. Vi accorgete che i giornali o le TV sono pieni di superlativi? Allora, mi sono segnato qualche dato perché ho queste manie. Il caldo è il record da 150 anni. Se voi andate, credo fosse il 2007, qua non l'ho segnato, c'erano le stesse parole, cioè andiamo di record in record. Senza esitazione, il freddo toccato
e il freddo ha toccato una punta che non si toccava dal 1500. Io non so, c'erano gli istituti di rilevazione nel 1500, forse sì. La siccità ucciderà sistematicamente i raccolti ogni anno, dopodiché vi scattano gli aumenti e ve li ritrovate, insomma, perché è tutto collegato, è tutto funzionale e noi ci prestiamo. E noi ci prestiamo. Questa corsa francamente, questa corsa ai superlativi è insopportabile e tra l'altro come effetto collaterale secondo me trasmette angoscia. Questa tendenza ai titoli shock, se ne citassi qualcuno precipiterei nella polemica e vorrei provare ad evitarlo, ma prima citavamo i titoli di un giornale che paragonava, che so, la vicenda della Costa Crociere ai campi di concentramento ad Auschwitz segnatamente, cioè noi ci teniamo Schettino, voi vi tenete Auschwitz. Francamente non riesco a capire quali sono i collegamenti, però tornando a casa nostra, ve l'ho già evocato, ma ve li ricordate i titoli su Sarascazia da Vetrana o i particolari insultanti che vi dicevo di Melania Rea o le cose che abbiamo scritto su Melissa, la ragazza morta a Brindisi? Che collegamento hanno con il vostro diritto di sapere alcuni particolari? Il collega che nell'anticamera della sala operatoria chiede alla madre di una ragazza, della compagna di Melissa che è rimasta insomma un po' sfigurata, insomma, povera figlia che veniva operata, e chiede che cosa sta provando in questo momento. Cioè, io lo caccerei, però che ne dica qualche burlone che ha la possibilità di avere un microfono in mano e di parlare in solitudine e senza contraddizione attraverso un'emittente televisiva. Cioè, i diritti esistono per tutti, anche per chi è incapace di fare questo mestiere, perché ci sono le norme che le garantiscono, e i diritti, così non ci giro attorno, del signore che vendeva le interviste, magari fosse uno solo in Emilia Romagna, 200-300 ai politici, 200, 300, 400 euro ad intervista per andare su una TV che non mi ricordo quale fosse, quindi non la cito solo per questo. I diritti li ha anche quelli, anche quel signore in un paese civile. Non si può prendere la gente e buttarla dalla finestra come vorrebbe qualcuno che ama fare demagogia da quattro soldi. Allora noi dobbiamo essere dobbiamo provare ad essere seri, raccontare la vita per quella che è, non come ci piacerebbe fosse. Quella che è non ci piace, non piace a nessuno di noi, ma noi quella abbiamo il dovere di raccontarvi, non solo con riguardo allo spread. Noi certo preferiremmo parlarvi di un paese senza lutti, che non ha conflitti né economici né sociali né politici né di interessi quali che siano, di un paese nel quale non si muore sui posti di lavoro nel 2012, in uno che è stato il quinto, aiutami Edoardo, la sesta potenza, in un paese che è stato la quinta o la sesta potenza industriale del mondo alcuni anni fa, si muore ancora oggi sui posti di lavoro. Francamente io non so, nella graduatoria della vergogna, di che cosa dovremmo vergognarci di più, di un paese che non rinnova la discriminazione che un tempo vedeva ghettizzati non solo i figli del sud d'Italia, ma anche i figli di questa terra, perché il Veneto è stata terra di grande emigrazione, no? E invece noi oggi continuiamo a fare queste cose e alziamo anche non lontano da qui, anche fisicamente, dei muri di intolleranza contro altri figli del sud del mondo. Noi dobbiamo raccontarvi la vita, puntando a farlo, la vita per quella che è, puntando a farlo tenendo la schiena dritta. Questo ci vale attacchi, critiche feroci,
ipotesi normative come quelle che vi dicevo sulle intercettazioni, tendenti a ridurre gli spazi di informazione vostri, non il diritto dei giornalisti. I giornalisti hanno doveri, se lo devono mettere in testa, anche se evocano l'articolo 21 della Costituzione a sproposito. La Costituzione parla dei diritti dei cittadini, non dei diritti dei giornalisti, all'articolo 21. Noi dobbiamo provare a fare questo. Abbiamo un pizzico di conforto perché gli attacchi ci vengono un po' da tutti, dall'una parte e dall'altra, il segno che forse tanto male non ci comportiamo. E il mondo politico dovrebbe rendersi conto della delicatezza di questa funzione e capire che quando lanciano campagne contro i giornalisti, come periodicamente fa, oggi Grillo ci ha graziato, ma il 18 d'agosto vi diceva che siamo venduti, ma c'è stato quello che ci definiva come iene dattilografe, quell'altro in un altro modo, che quando lanciano questi messaggi, danno queste campagne contro i giornalisti, trasmettono inconsapevolmente alla criminalità una sorta di segnale, come un semaforo verde. Accreditare che siamo isolati dal contesto che governa questo Paese porta all'esplosione, credetemi, il raddoppio del numero dei giornalisti minacciati, e non pensate, vi scongiuro, alla Sicilia o alla Calabria, quest'ultima ha il record delle minacce, ma pensate a una regione che è vicina, all'Emilia Romagna, Giovanni Tizian. Non sentitevi tanto bene, perché io quando ero al Gazzettino mi ricordo quello che accadeva in Riviera del Brenta, adesso ho perduto un po' i contatti, cioè non sentitevi tanto tranquilli, perché questo tipo di minacce o di intimidazioni, anche silenziose, avvengono ovunque. Ho finito. Vi cito un'altra frase di Mark Twain e poi vi cito una cosa. La differenza che intercorre tra la parola giusta e tra la parola quasi giusta è la stessa che intercorre tra un fulmine e una lucciola. Parlo della lucciola, vi prego, insomma, sì, quella che... ci siamo capiti. Di quelle che non ci sono più perché c'è l'inquinamento. Ecco, guardate che non è piccola cosa, noi dovremmo riuscire sistematicamente a trovare la forza, la capacità, la curiosità di essere il fulmine, quello che vi dà la possibilità di vedere in piena luce un fatto, un argomento. Vorrei chiudere così, scusandomi, ma credetemi, non so che mi succede alla gola. Stamattina ho assistito alla parte finale del dibattito confronto che citava prima Orazio, e hanno citato Enzo Biagi a proposito di due cose, su quello che lui pensava della politica e su quello che lui pensava della RAI, della quale diceva la politica dirà alla RAI perché così la può occupare se c'è. Io preferisco citarli, non è la prima volta che lo faccio, ma penso che in questo contesto in particolare abbia un senso, mi piace pensare, almeno collegato a quello che volevo dirvi. Enzo Biagi, credetemi, era già Enzo Biagi, non era Enzo Jacopino. Assunse la direzione del Resto del Carlino, riunì, come si faceva, tutti i redattori, lui mi perdonerà perché vado quasi a memoria, e quindi magari non è testuale, riunì quasi tutti i redattori e disse loro: io non censurerò nulla di quello che scriverete, però vi prego di tenere presente che l'editore di questo giornale era Artilio Monti. L'editore di questo giornale si occupa di petrolio e di zucchero, perché aveva l'Eridania, se non ricordano, e la MAC, come si chiamava la compagnia petrolifera. Comunque, si occupava di petrolio con una compagnia petrolifera che aveva centinaia di distributori in Italia, e allora era un'emanazione diretta, e di zucchero. Se prima di scrivere di petrolio e di zucchero avrete la cortesia di informarmi, io ve ne sarò grato. Che cosa voleva dire? Che insomma, che uno deve fare i conti anche con la realtà nella quale vive. Però aggiungevo, per me l'informazione è come l'acquedotto. Io non consentirò a nessuno di portare acqua inquinata nelle case dei cittadini. Io mi domando, da presidente molto pro tempore dell'ordine, se noi oggi portiamo sempre
acqua non inquinata nelle case dei cittadini. Devo dirvi la verità, molte volte ho dubbi che invece sia un'acqua non potabile.